Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 555486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Qual è il futuro per il punto nascita di Palmanova? Ci sono delle idee più precise in merito? No, idee più precise non ce ne sono, nel senso che quando è stato detto nella conferenza stampa l'altro giorno, oggi mi è stato ribadito dalla Presidente Serracchiani, la quale dice: aspettiamo di vedere i flussi e come si muoveranno i flussi dopo la chiusura, quindi l'operatività della chiusura di Gorizia e cosa succederà nella riforma sanitaria del Veneto, per capire quanto questi due punti nascita, la Tisana e Palmanova, aumenteranno o diminuiranno in base a questi dati, quindi poi si deciderà. Quindi si sta prendendo tempo. Io ho ribadito nel mio intervento che Palmanova, proprio perché chiuderà Gorizia, avremo più nati, perché noi abbiamo un bacino d'utenza molto forte nell'Isontino e quindi io sono speranzoso che i numeri ci daranno ragione, che i flussi ci daranno ragione, che Palmanova rimanga il punto nascita di riferimento della Bassa Friulana, perché ha tutti gli elementi per essere tale. Dunque si continuerà a prendere come riferimento i numeri come indice di garanzia e di sicurezza per il punto nascita? Ma io penso che non si possa prendere i numeri, perché i limiti che pone il decreto Balduzzi, che pone la normativa nazionale, è quello di dire il minimo di 1000 per mettere in sicurezza i nascituri e le mamme. Palmanova, dico, con la chiusura di Gorizia, se sarà operativa a breve, sicuramente raggiungerà questo limite, quindi noi, dico, siamo speranzosi ma anche certi che, raggiunto questo limite, siamo in un limite tale che ci possa permettere di mantenere l'operatività attuale. Ancora nessuna certezza, ma il tempo stringe. In sintesi, che ripercussioni ci sarebbero in caso di un'eventuale chiusura per la sanità del Palmarino? Le ripercussioni sono tante, perché si va a chiudere il punto nascita, vuol dire avere una ricaduta anche su quella che è tutta l'attività chirurgica di emergenza, e quindi con ricadute sul personale, ma con ricadute anche sul livello di eccellenza che Palmanova ha raggiunto in questi anni. 10 mesi di ricerca dei materiali, documenti e fotografie per raccogliere e raccontare la storia di Martignacco con la collaborazione della popolazione. Come è andata e qual era l'obiettivo che vi prefiggevate? È andata bene perché la popolazione ha partecipato e ha volentieri consegnato le foto, i documenti dei propri archivi privati, che sono diventati adesso patrimonio pubblico. C'è stata questa presa di coscienza che dalle storie individuali si può ricostruire poi la storia di un'intera comunità, di un intero paese intorno alla biblioteca. Pertanto è un progetto che ha valore culturale per rendere coscienti anche i nuovi abitanti, perché Martignacco è uno dei comuni dell'Interland che cresce enormemente nel suo numero così di popolazione. Pertanto anche i nuovi venuti possono ricostruire e conoscere cos'è stata la storia di questo paese.
ma secondo me, almeno dal mio punto di vista, è importante raccogliere questa documentazione anche per fare progetti per il futuro del nostro paese. È un paese questo che da qualche anno ha perso un po' la sua vita e il suo centro, perché avendo costruito tra l'altro il grande centro commerciale alla sua periferia si sono chiuse parecchie attività di tipo economico, soprattutto commerciale, e pertanto il paese si è un po' disperso. Ecco, è importante invece ricostruirgli una vita intorno. L'occasione della presentazione ufficiale della Festa della Foresta, 11, 12, 13 luglio prossimo, in quella di Tarvisio, ma anche Valborghetto, Valbruna, ma anche a Pontebba, insomma, ci fa parlare della foresta di Tarvisio. Io la chiamo così, 23.000 ettari sotto l'egida dello Stato, diciamo pure qui del Corpo Forestale dello Stato, perché la foresta che forse è là e pochi conoscono, e con questa festa la facciamo conoscere in qualche modo. Beh, assolutamente sì, è la più importante foresta d'Italia, che è passata all'Italia col Trattato di San Germano del 1919, 24.000 ettari di estensione, un mondo vegetale assolutamente diverso, biodiverso, per una foresta di un'importanza strategica, anche perché è posta a cavallo fra le Alpi Carniche e le Alpi Giulie. È una foresta che è sempre stata legata all'uomo, agli abitanti della Valcanale, tant'è vero che tutti i vecchi statuti regolatori danno proprio questa importanza al binomio uomo-foresta, attività legate quindi con l'utilizzo del bosco, e poi via via col tempo è chiaro che il rapporto è cambiato. Oggi è un grandissimo polmone verde, è situato in uno dei territori più belli d'Italia, ma poco conosciuto al mondo. Che deve essere fruibile dalla gente in che modo? Cioè, come poter visitare una foresta, ad esempio? Non ha nessun problema di fruibilità, basta seguire un attimino i sentieri, la toponomastica, sul posto ci sono comunque gli agenti sia del Corpo Forestale dello Stato che quelli della Regione, che sono sempre validissimi consiglieri su tutto quanto un turista può e deve sapere. Una festa di questo genere, appunto, Festa della Foresta, fa sì che intanto se la si conosca e poi si vada a conoscere ancora nel vero senso della parola. Ma assolutamente sì, anche perché noi andiamo a presentare uno dei prodotti più nobili della foresta, che è l'abete rosso di risonanza. Noi avremo un concerto nella bellissima Val Bartolo, con artisti eccezionali che suoneranno strumenti prodotti con legname proveniente dalla foresta di Tarvisio. Anita, dopo tanti anni l'hai dato finalmente in stampa, questi libri che conta, no? La storia di queste zone, ma un po' di tutto che era la Bassa Furlana una volta. Ma no, dome, è un po' la mia storia, perché quando sono nasciuta io, non era neanche la luce di me, no? Sì che praticamente ho vissuto come loro, io ho fatto la contadina, la vetta al chiam, prima i coltivati, dopo il cavallo, che è teor, e dopo fare la patente del trattore, parlare del chiam del trattore, sì che ho vissuto come loro, praticamente. Insomma, nel biel, no? Per non dismenteare. Allora, dato che hai avuto sempre queste PM, come dite prima, quella tiare, no? E le persone, perché parlare di me la porta spalancata di Duccio, a me è piaciuto ascoltare le persone, però come che vi capite 32 anni fa cominciato, mi sarei proprio dovuto il cuore a non farlo, ma purtroppo all'estate. I libri bisogna sempre spietare, no? No, ma scusa, però prima aveva un'associazione di famiglie, dopo un'altra chiamò, dopo il comune, e dopo dite no, la sei staduto, se non potessi farlo faccio, eccolo qua. Che il conto è però che io ho per l'idea una sorta di enciclopedia, no? Cioè raccontare, soprattutto contare che il periodo per i giovani di Cumò in particolare. Esatto, allora chi sta ai propri e se vedete bene, io ho rispettato integralmente il loro fevelà, perché prima lo avevi fatto sulla da scuola, che era la maestra di Furlango, che sta in casa scuola qui, e dopo, quando l'hai scritto, ce l'ho fatto, l'hai tornato a tradurre e hai detto no, non vuoi rovinare la contra i miei amici, e lo hai tornato a rifare, lasciando le grafiche là che si poteva come da. Belle serate per riguardare, no? Che sono le tradizioni del territorio. Sì, il titolo del libro lei i nonni raccontano per non dismentere.
in effetti come che vinsi in tu dai racconti dall'Annita, in questo libro è la storia non solo di fatti quotidiani ma anche di sentimenti, di cultura, di vocazioni, di aspettative, di speranze nella vita che adesso come adesso non ci sono, quindi vale la pena leggerlo. Ecco, è importante no, riscoviarsi che è stato il passato, perché dismente a volte è importante per il futuro. Sicuramente, se non si conosce il passato, non si può gestire bene il presente e non si può tracciare una strada per il futuro. Quindi l'esperienza dei nostri avi non di sé di sperdute, ma di sé di mitude neri su blanco, lette, interpretate, vissute, e allora sì che veramente si vivrà bene. Ecco, questo è un libro che è stato addirittura li racconti, tira su 30 anni fa. Sì, circa 32 anni fa l'Annita è partita con un'esperienza e dopo di lì mi ha la brillante idea di ripetere, facendo un'intervista a diverse persone che facendo gli stessi più o meno domande si hanno dato un spaccato preciso di che era la vita ai 6 teams, quindi si cercare una vita a cavallo tra la fine dell'800 e l'inizio del 1900, là che veramente la vita era grame come si dice, là che era alle soglie era la guerra o là che qualcuno ha anche vissuto la guerra. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.